Bentrovati. A maggio eleggeremo il nuovo Parlamento europeo e sicuramente uno degli sport preferiti di alcuni partiti e movimenti politici durante la prossima campagna elettorale sarà quello di sparare a zero contro l'euro e l'Unione Europea. Una classe politica inetta e corrotta ha trovato così il capro espiatorio per nascondere la propria inadeguatezza a capire un mondo che sta cambiando velocemente. Ma facciamo un passo indietro e vediamo la genesi e come fu accolta la moneta unica europea quando venne istituita. Nel 1998, con Prodi a capo del governo, venne definito l'euro, con un cambio concordato dall'allora ministro del Tesoro Ciampi a 1936,27 lire per un euro, che nasce ufficialmente il 1 gennaio del 1999 ed entrò nelle nostre tasche il 1 gennaio 2002, quando da 7 mesi governava Berlusconi. Fu quel governo che, non controllando le speculazioni grandi e piccole che ci furono, portarono in breve tempo al raddoppio dei prezzi. Il rapporto tra lira ed euro venne così percepito dal mercato non a un cambio di circa 2.000 lire per un euro, ma come fosse di 1.000 lire per un euro. Per fare un esempio, la pizza, che allora costava 5.000 lire, in breve tempo passò a 5 euro, ma i redditi degli italiani, come sappiamo, non raddoppiarono. E il Caimano, che oggi spara contro la moneta unica, ecco cosa dichiarava il 26 novembre del 2001, durante la presentazione dell'euro in carta moneta. I vantaggi dell'euro sono di gran lunga superiori ai dubbi che qualcuno nutre per le difficoltà ad adattarsi ed a fare i calcoli del cambio. Inoltre è giusto ricordarlo, quando Berlusconi faceva questa dichiarazione, suo alleato al governo c'era anche la Lega, che con il delinquente di Arcore era in perfetta sintonia. Ecco, quando sentiremo il satrapo di Arcore e la Lega scagliarsi contro l'euro, ricordiamoci ciò che dichiaravano ambedue allora. Ma torniamo alle cose serie. L'euro doveva essere il primo mattone di una costruzione ben più importante, gli Stati Uniti d'Europa. Se dopo questo mattone ne fossero seguiti altri, costruendo un'Europa unita anche politica come la sognavano i padri fondatori, oggi l'Unione Europea sarebbe la realtà politica ed economica egemone nel pianeta. Saremmo davanti agli Stati Uniti, alla Cina e ad altri stati emergenti. L'Unione Europea conta 28 paesi con 500 milioni di cittadini, ma nel mondo contiamo relativamente poco perché siamo divisi. Ogni Stato comunitario bada al proprio interesse immediato, senza immaginare il futuro. Sono piccoli politicanti e non statisti, pensano alle prossime elezioni e non alle prossime generazioni, come diceva un tempo De Gasperi. Il mondo sta cambiando in fretta. Secondo molti economisti, in meno di 25 anni il club dei paesi più ricchi sarà composto da Stati Uniti, Cina, India, Giappone, Brasile, Messico, Russia e Indonesia. Ma se l'Europa fosse davvero unita anche politicamente, sarebbe al primo posto. Con un vero bilancio e un tesoro federale avremmo potuto risparmiare una barcata di soldi buttati via per interessi. L'esempio ci viene dagli Stati Uniti d'America. Loro hanno debiti superiori ai nostri, ma uniti riescono a sostenerli senza scosse. Un esercito europeo costerebbe molto meno. Oltre ai cacciabombardieri, alle portaerei, alle navi da guerra, eccetera, al posto degli attuali 2 milioni di soldati potremmo avere un esercito di 400-500 mila uomini. Qualcuno poi inganna i cittadini invocando il ritorno ai dazi doganali. Un'enorme sciocchezza. Per rimetterli dovremo uscire dall'Unione Europea e dall'Organizzazione Mondiale del Commercio e a quel punto potremo mettere dazi a volontà alle merci straniere, ma dovremmo dire addio anche alle nostre esportazioni. E sapete che affare sarebbe per la nostra industria vocata all'esportazione? Così vanno le cose nel mondo. La vecchia Europa è stata per secoli un campo di battaglia permanente, ma grazie alle intuizioni dei padri costituenti dell'Unione Europea come Altieri Spinelli ed Ernesto Rosti, sono quasi 70 anni che l'Europa non conosce conflitti, con l'eccezione dell'ex Jugoslavia, che però non aderiva all'Unione Europea. Per cui non cadiamo nella trappola del disfattismo. L'emozione che ho provato andando in macchina a Bruxelles qualche anno fa è stata meravigliosa. Grazie al trattato di Schengen sono passato dall'Austria alla Germania per arrivare in Belgio senza fermarmi in nessuna dogana alle frontiere.
L'Unione Europea è probabilmente il più formidabile progresso che ha conosciuto il vecchio continente nel corso dell'ultimo millennio. Dobbiamo impegnarci a farla diventare gli Stati Uniti d'Europa, dei cittadini, e non come è strutturata attualmente, dove governano dei burocrati e le banche. Chiudo parafrasando Kennedy: l'Europa unita non deve essere vista come un problema, ma come la soluzione del problema. Noi cittadini europei abbiamo bisogno di più Europa, non di meno Europa. Ci vediamo giovedì prossimo.